Ciao a tutti e bentornati allo Scrigno del Calcio. Oggi vi parlo dell'Udinese del 97-98 e vi chiedo come ho fatto qualche settimana fa con la Lazio, ma l'Udinese del 97-98 è stata la più forte di sempre, stando alla classifica e alla storia della Serie A? Probabilmente sì, perché quell'Udinese arrivò a piazzarsi al terzo posto, uno storico terzo posto. All'epoca soltanto le prime due si qualificavano alla Coppa dei Campioni. Fu l'ultimo anno, il 97-98, che promosse solo le prime due in Coppa dei Campioni. Fosse successo l'anno dopo, l'Udinese avrebbe 5 o 6 anni prima raggiunto la massima competizione continentale, già con Zaccheroni in panchina. Però resta un'annata comunque storica in cui per un periodo addirittura i friulani sono stati indicati come possibile rivelazione e possibile squadra in lotta per lo scudetto, paragonati al Verona storico di Bagnoli del 1985. Tra l'altro l'Udinese aveva giocato molto bene anche la stagione precedente, 96-97, chiusa al quinto posto, giocando un ottimo calcio e con la prima storica qualificazione europea dei bianconeri che grazie al quinto posto dell'ultima giornata, vincendo 3-0 con la Roma, raggiungono la Coppa UEFA. E proprio la Coppa UEFA è il grande obiettivo dell'Udinese, quantomeno i tifosi incuriositi di giocare in Coppa UEFA. L'allenatore è sempre Zaccheroni, c'è questo 3-4-3 molto efficace con Birov centravanti e con Amoroso e Poggi, Marzio Amoroso e Paolo Poggi a fare da raccordo sulle fasce. In più ci sono dei nuovi acquisti, c'è Jorgensen, che poi per anni sarà un grande centrocampista sia dell'Udinese che della Fiorentina ed un mio grande pupillo al fantacalcio, perché i suoi 7-8 gol all'anno li faceva sempre. Era veramente una garanzia Jorgensen ed era un gran bel giocatore, tiro da fuori, corsa, mi piaceva molto il danese. Arriva Locatelli, che è una promessa del vivaio dell'Atalanta, che ha giocato poco nel Milan ma che ha grande talento. E poi c'è un centrocampista, anche lui mi piaceva molto, molto ordinato, molto preciso, molto tecnico, che era il belga Valem. E l'Udinese si candida per essere più o meno la squadra dell'anno precedente. La Serie A inizia con alti e bassi, la sconfitta all'esordio con la Fiorentina, poi la vittoria contro il Lecce, la vittoria contro il Milan allo stadio Friuli, il Milan in vantaggio con Kluivert e poi l'Udinese che ribalta tutto con la doppietta di Birov, ma soprattutto arriva l'esordio in Coppa UEFA. Al primo turno i friulani incontrano i polacchi del Widzew Łódź, peccano un po' di esperienza nella gara d'andata, perdono in Polonia 1-0, ma poi una bellissima Udinese. Io vi ho portato un ritaglio storico dell'epoca di settembre del 1997 che attaccai, non so perché, a un foglio, forse per farlo vedere, per vederlo meglio. Ho ritagliato soltanto il titolo e la foto. Udinese vuol dire spettacolo, con la foto dei giocatori che si abbracciano, perché l'Udinese vince 3-0 la gara di ritorno, segnano Birov, Poggi e proprio Locatelli. Adesso io vi invito ad andarvi a rivedere, a ripescare la partita su web, perché il gol di Locatelli è fantastico, di tacco sul cross dalla sinistra, palla all'indietro per anticipare difesa e portiere, segna questo gol di tacco. Tra l'altro telecronache dell'Udinese affidate a Bruno Pizzol sulla Rai, grande friulano, grande tifoso dell'Udinese, che corona così il sogno di poter commentare la sua Udinese in Europa e gridare come nelle partite della nazionale, cosa che non poteva fare se magari commentava l'Udinese in Coppa Italia, essendoci un'altra italiana. Nel sorteggio del secondo turno di Coppa UEFA l'Udinese è molto sfortunata perché pesca l'Ajax. È vero che l'Ajax non è lo squadrone di metà anni 90, ma è una squadra con tanta esperienza internazionale, tanto talento. La gara d'andata finisce 1-0
per gli olandesi. La gara di ritorno è una beffa. Mi ricordo che ascoltai la partita alla radio perché non fu trasmessa in televisione e ci rimasi veramente male. Era il 4 novembre, ve l'ho portata, 4 novembre 97, l'Udinese vince 2-1, ma domina la partita, segna Poggi al 26esimo, Biroff al 33esimo, l'Udinese sembra veramente in controllo della partita, sembra poter portarsi a casa la qualificazione. A 10 minuti dalla fine il georgiano Arveladze segna per l'Ajax e a quel punto la partita finisce con l'eliminazione dell'Udinese. Eccolo qui, Udinese Ajax 2-1, l'Udinese batte l'Ajax ma purtroppo non riesce a qualificarsi per il turno successivo. Immaginate per una squadra esordiente in Coppa UEFA essere eliminati dall'Ajax dopo aver sfiorato, tra l'altro qui vedo che viene dato 8 a Van der Sar, portiere dell'Ajax, quindi insomma, probabilmente l'Udinese era andata anche più volte vicina al gol del 3-0, al terzo gol. Diciamo che quella settimana lì non è proprio fortunatissima per l'Udinese, perché il sabato arriva la partita contro la Juventus a Torino, Juventus Udinese, Udinese in maglia arancione, ci dovrebbe essere qui, eccola qui, vediamo anche il giorno, era prima ovviamente, avendo giocato di sabato, prima c'era stata Juventus Udinese, vabbè, cambia poco, eccola qui. Ma perché è famosa Juventus Udinese 4-1? In fondo è una partita come tante della Serie A, Udinese in vantaggio con Biroff, poi l'Udinese e poi la Juventus che fa 4 gol. Ma quella partita è famosa perché Biroff segna un altro gol che non viene né annullato né revocato, non viene visto. Il pallone entra di tanto così, Ferrara prova a toglierlo dalla porta, non ci riesce, l'arbitro è Cesari, tra l'altro un arbitro famoso, non vede niente, il guardaline ancora peggio, non vede niente. Fu fatta poi la famosa canzone alla fine di quella stagione da Elio e le storie tese, molto polemica con quel campionato, interista ovviamente Elio, in cui si ricordavano un po' gli episodi a favore della Juventus in quel campionato e si paragonavano diciamo i centimetri del gol non visto di Biroff con le proporzioni di Rocco Siffredi, e c'era questa strofa della canzone che mi fece ridere tantissimo, come dire, il pallone era entrato diciamo delle proporzioni di Rocco Siffredi. Ma al di là di quella sconfitta con la Juventus, l'Udinese infligge la prima sconfitta stagionale all'Inter, che stava dominando la prima parte di campionato. Udinese-Inter 1-0 a dicembre, gol di Biroff di testa al 90esimo. Biroff sta segnando come un invasato, come non aveva mai fatto prima in carriera. L'Udinese vince 4 partite di seguito, vince in casa della Roma 2-1 la prima settimana del 98, la prima settimana di gennaio, vince 4-0 a Brescia, vince 6-0 contro il Lecce, quindi sta benissimo dal punto di vista fisico, anche mentale, e arriva addirittura a giocarsi i primissimi posti con Juventus e Inter, tant'è che c'è una partita Udinese-Lazio, credo che fosse febbraio, in cui si diceva alla vigilia della partita che chi avesse vinto si sarebbe potuto giocare lo scudetto assieme a Inter e Juventus. Vincerà la Lazio 2-0, eppure quella vittoria lì sarà un po' il canto del cigno per la Lazio, che si avvicinerà tantissimo alla vetta, ma poi dopo la sconfitta in casa proprio con la Juventus perderà posizioni e arriverà addirittura settima, pur vincendo la Coppa Italia. Iniziano, prima di quell'Udinese-Lazio, tanti paragoni tra l'Udinese e il Verona dello scudetto dell'85. Zaccheroni predica calma. Zaccheroni non è mai stato, tra l'altro, un allenatore di tante parole, è sempre stato abbastanza schivo.
Ma comunque l'Udinese continua a veleggiare nelle prime posizioni della classifica. Udinese-Juventus, la partita di ritorno, i tifosi credono ancora che i friulani si possano attaccare al treno scudetto. Esplode lo stadio Friuli quando l'Udinese va in vantaggio con Bachini e proprio al 90° Del Piero pareggia per la Juventus. L'Udinese si stacca, perderà a Milano contro l'Inter 2-0, ma vincerà le ultime 4 partite che le consentiranno di non solo di confermare la qualificazione UEFA dell'anno prima, ma addirittura di arrivare al terzo posto della classifica con 64 punti, in fondo appena 10 in meno della Juventus che vince lo scudetto. E poi c'è la ciliegina sulla torta, che è la vittoria della classifica cannonieri di Oliver Bierhoff con 27 gol. All'ultima giornata Bierhoff segna contro il Vicenza. Qui vi ho portato l'ultima partita, Vicenza-Udinese, che finisce 1-3. Tra l'altro sbaglia anche un calcio di rigore Bierhoff. Udinese in maglia blu, eccolo qua Bierhoff. E pensate che i tifosi dell'Udinese un po' malignamente dicono che i gol di Bierhoff in realtà sono 28, perché ovviamente quello con la Juventus non gli è stato calcolato, ma era stato segnato. E pensate che nell'estate del 98, oltre proprio a Bierhoff e all'allenatore, a Zaccheroni, anche Elveg, terzino danese molto bravo, finiscono al Milan. Il Milan prende Elveg, Bierhoff e Zaccheroni, vince lo scudetto nel 99 e in fondo un po' di Udinese c'è in quello scudetto del Milan del 1999. Ma l'Udinese 97-98 resta forse la più forte della storia, certamente la più bella, di una squadra che praticamente dal nulla è riuscita ad arrivare addirittura al terzo posto. Poi è andata in Coppa dei Campioni, in Champions League qualche anno dopo, ha avuto tanti altri giocatori, tante altre annate molto positive, ma quella lì resta veramente la più bella nella storia dell'Udinese. Iscrivetevi al canale, ciao a tutti.